Si sono arrampicati in cima a una gru come segno di protesta. Due muratori, dopo settimane di lavoro e di fatica, volevano i soldi che spettavano loro e hanno scelto di agire. È accaduto ieri mattina attorno alle 11 in un cantiere di Via De Gasperi a Valdagno. È un'azienda di Napoli che sta lavorando su delle palazzine per rifare i cappotti ormai usurati da tempo. Tra i diversi operai al lavoro, due di loro, entrambi di origine magrebina, non avrebbero più voluto continuare a faticare senza la certezza di avere in cambio il loro compenso. Così hanno deciso di arrampicarsi sulla gru per far sentire la loro voce. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 27 aprile 2023. La prima notizia del giorno riguarda il lavoro. Arriva da Valdagno, in provincia di Vicenza. Due muratori senza stipendio hanno deciso di arrampicarsi in cima alla gru di un cantiere. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco, il SUOME e i carabinieri del comando locale. La protesta dei due operai è durata in tutto 2 ore. Poi, al termine di una trattativa con i pompieri, sono scesi e sono stati condotti dai carabinieri in caserma. Una protesta per lo stipendio. E cosa hanno visto da in cima alla gru quei due lavoratori a Valdagno? Hanno visto un Veneto e un settore dell'edilizia fatto di contratti precari, appalti, subappalti e poca sicurezza, come leggiamo sulle pagine del Mattino di Padova di oggi. Edilizia, un cantiere su 3 non è a norma. Nel 2022 lo Spisal ha raddoppiato le multe. I dati degli infortuni si riferiscono al 2021. Nell'industria il maggior numero di incidenti, 16 le vittime tra il 2020 e il 2022. Questi in sintesi i dati sulla sicurezza sul lavoro nel rapporto degli Spisal presentato ieri mattina nella sede dell'ULSS 6 a Padova. Sono 270 i cantieri edili trovati non a norma dallo Spisal di Padova sui 900 controllati nel 2022. Parliamo del 30% del totale. I controlli hanno evidenziato molte irregolarità anche nell'agricoltura. Nei primi 2 mesi del 2023 nel Padovano già 4 morti sul lavoro, secondo le statistiche elaborate dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre. Il commento della CGIL sulle pagine del Mattino di Padova rispetto a queste notizie sulla scarsa sicurezza sul lavoro nel Padovano, in generale in Veneto. Dario Verdicchio, segretario confederale della Camera del Lavoro di Padova, dice: manca la sicurezza, è evidente, con i subappalti le imprese tagliano costi e questo ha ripercussioni appunto anche sulla sicurezza. Voltiamo pagina e proseguiamo con la rassegna stampa di oggi, pur restando a Padova. Si parla però ora di sanità e del nuovo ospedale. Il Partito Democratico del Veneto, con le assessore regionali Anna Maria Bigone e Vanessa Camani, assieme al collega Andrea Zanoni, propone di intitolare il futuro nuovo ospedale di Padova alla prima donna ministro, peraltro della sanità, la veneta Tina Anselmi. La proposta all'indomani della festa della liberazione e anche della prima messa in onda di Tina Anselmi, Una vita per la democrazia, il film coprodotto da Rai Fiction, che nella prima serata del 25 aprile ha registrato il 16,1% di share su Rai 1. E parlando di sanità e medicina in particolare a Padova, sulle pagine del Corriere del Veneto di oggi troviamo invece un'altra notizia che riguarda la possibilità di donare il proprio corpo alla scienza. Quando morirò, donatemi alla scienza, questo è il titolo. Al Bo offerti 4 corpi alla settimana. La rettrice dell'Università Mapelli Padova spiega: la morte può generare vita, così i chirurghi si esercitano nelle nuove
pratiche, 50 i cadaveri custoditi al Centro per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti dell'Ateneo di Padova. La scheda del Corriere del Veneto, il Centro per la conservazione e l'utilizzo dei corpi dei defunti del Bo è nato nel 2005, nel 2009 la convenzione con l'azienda ospedaliera, nel 2019 la regione lo ha riconosciuto come riferimento veneto e nel 2022 è stato accreditato dal Ministero della Salute come uno dei 7 poli di eccellenza. Tutti insieme ricevono 4 milioni di euro l'anno. Insomma, esiste la possibilità di donare il proprio corpo alla scienza, 4 a settimana, appunto soltanto nell'Università Padova. Proseguiamo ora la rassegna stampa di oggi, giovedì 27 aprile 2023, con alcune notizie flash. A Vicenza, scritte Novax anche contro il Partito Democratico, la sinistra, Europa Verde e il Partito Socialista. Non solo alla Lega, quindi, ma anche alle forze politiche del centrosinistra, anche Coalizione Civica, contro tutti questi partiti e sigle politiche si è scagliata l'incursione Novax avvenuta nella notte fra il 24 e il 25 aprile, che ha preso di mira le sedi di diversi partiti e comitati elettorali a Vicenza. Non soltanto quindi la svastica sull'immagine di Luca Zaia, gli insulti e i vaneggiamenti legati ai vaccini hanno coinvolto anche il centro-sinistra. Leggiamo le parole di Andrea Martella sulle pagine del Gazzettino di oggi. Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico: le vetrine esterne degli uffici di queste forze politiche sono state imbrattate con scritte farneticanti nel giorno in cui si celebrava la festa della liberazione. Nel condannare senza appello questi atti di inciviltà, chiediamo sia fatta piena luce, siano individuati i responsabili, soprattutto per evitare l'effetto emulazione, per garantire che il confronto politico resti sui binari del rispetto e del riconoscimento reciproco. Coalizione Civica, Sinistra Italiana, Europa Verde e Partito Socialista comunque assicurano: il nostro impegno rimane quello di difendere la Costituzione da ogni tipo di violenza e prevaricazione, sia che essa provenga dai rigurgiti dei neofascisti, sia che derivi dalle farneticanti imprese di questi complottisti dell'ultima ora. Questo da Vicenza. Ci spostiamo invece nel Veneto orientale, a Eraclea, in provincia di Venezia, il processo ai casalesi. Una notizia sul Gazzettino di oggi: per diventare sindaco l'avvocato Mestre accettò l'aiuto del boss dei casalesi. Questo è un virgolettato estratto, insomma, che sintetizza i concetti contenuti nella ringa dei PM al processo contro Donadio e i malavitosi di Eraclea. Così scrive Gianluca Amadori sulle pagine del Gazzettino di oggi. Un altro virgolettato: sapeva che era un'organizzazione, questo sindaco, un'organizzazione di stampo mafioso, ma prese comunque accordi. Si parla di Mirko Mestre, avvocato, già sindaco di Eraclea. Contestato quindi il voto di scambio, una volta eletto avrebbe garantito l'appoggio per un impianto di biogas, poi però mai realizzato. Quindi questa ulteriore tappa, questo ulteriore capitolo nella vicenda del processo ai casalesi di Eraclea, raccontato oggi dal Gazzettino. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia che occupa le prime pagine in realtà di tutti i quotidiani locali. Parliamo dei nuovi progetti per l'aeroporto di Venezia, in particolare 2 miliardi di euro di investimenti da parte di Save, la società che gestisce l'aeroporto Marco Polo e anche l'aeroporto di Treviso. Leggiamo quindi rapidamente una carrellata di titoli partendo dal Gazzettino di oggi. Save mette 2 miliardi a Tessera, nel 2037 avrà 21 milioni di passeggeri. Il master plan dell'aeroporto presentato da Marchi e Zaia. Marchi, il presidente appunto di Save: non ci sarà un'altra pista, ma verrà realizzato un vertiporto, quelle infrastrutture dedicate al decollo e all'atterraggio dei droni per il trasporto di persone,
e altre aree di interscambio. Brugnaro non c'è, sottolinea il Gazzettino, conosce già il piano, avrebbe detto Marchi con una battuta, ma pesa naturalmente lo scontro sulla tassa di imbarco che ha visto il Comune di Venezia, l'amministrazione Brugnaro, sul fronte opposto rispetto al presidente Marchi della Save, naturalmente contrario a una tassa d'imbarco per i passeggeri che atterrano a Venezia. Il numero uno della società infatti ha ribadito: se disgraziatamente il balzello dovesse confermarsi sarebbe grave. E sui rapporti del comune ha risposto: sono tecnici, la fase è difficile anche sul versante delle crociere per la gestione di VTP, e questo lo vedremo su altri quotidiani, ad esempio il Corriere del Veneto: Venezia, 2 miliardi per l'aeroporto, in pista un aereo al minuto, presentato il master plan 2037, l'obiettivo è raddoppiare i passeggeri fino a 20 milioni, la terza pista comunque non si farà. Anche qui il Corriere del Veneto sottolinea gelo con il sindaco Brugnaro per la tassa d'imbarco, ci fa perdere milioni, dice il numero uno di Save. Il sindaco non è stato invitato a Palazzo Balbi, dove si è svolta questa presentazione. Gli articoli di Francesco Bottazzo e di Gloria Bertasi sul Corriere del Veneto. E vediamo anche qui appunto più nel dettaglio la questione delle crociere. Marchi attacca proprio su questo punto: fatti molti errori, problema irrisolto. Al via luglio i cantieri della bretella della TAV, ma è un altro tema ancora. Invece proprio sulla questione delle crociere, sui quotidiani del gruppo Gedi leggiamo: obiettivo crociere, un articolo di Francesco Furlan, gestione grandi navi bocciata da Marchi, presidente del gruppo Save, così non va, mi sembra evidente, vogliamo contare di più dentro a VTP, quindi la società intende mettere le mani anche sulla questione, sullo sviluppo della crocieristica a Venezia. Concludiamo appunto con i titoli anche dei quotidiani del gruppo Gedi sul futuro dei trasporti in Veneto. Save punta 2 miliardi sul Marco Polo, raddoppio passeggeri nel 2037. Marchi presenta il piano investimenti sullo scalo di Venezia, ampliamento di 100.000 metri quadri e sfida sostenibilità. Secondo il presidente della regione Luca Zaia si tratta di un'occasione di crescita moderna per tutto il territorio. Assente il sindaco Brugnaro, il braccio di ferro prosegue. Appunto anche qua la dichiarazione di Save secondo cui il sindaco sarebbe già a conoscenza del piano, il primo cittadino di Venezia, scrivono comunque i giornalisti dei quotidiani del gruppo Gedi, in particolare Matteo Marian. Brugnaro resta il convitato di pietra della presentazione. Marchi ribadisce: se perdiamo aerei danno più alto dell'incasso della tassa. E per quanto riguarda gli altri aeroporti, Treviso è già al massimo dell'operatività, adesso sviluppo sinergico. Ancora gli ultimi punti toccati: la nuova bretella ferroviaria per collegare finalmente il Marco Polo alla rete del trasporto su rotaia. L'inizio dei lavori è previsto a luglio, turni di lavoro 7 giorni su 7, grandissima attenzione alla sostenibilità ambientale in questo master plan 2037 del Marco Polo. Verrà realizzato un impianto agrivoltaico per l'idrogeno, un volo quasi ogni minuto, questo è l'obiettivo, ma appunto non sarà necessario realizzare la terza pista. L'obiettivo è azzerare entro il 2030 le emissioni di CO2, dismettere i combustibili fossili. Si lavorerà per avere il raccordo ferroviario completato in tempo per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e speriamo che almeno questo venga davvero realizzato. Ebbene, per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.